Giada Andreutti, seconda Olimpiadi Milano Cortina, subito qual è il primo ricordo che ti viene in mente? Allora, sono i sorrisi, nel senso che penso che sia stata un'Olimpiade veramente di empatia, di condivisione, ed era quello che io volevo anche da questa Olimpiade dopo quella di Pechino, un po' limitata dal Covid. C'erano i sorrisi del pubblico, i sorrisi dei volontari, i sorrisi degli allenatori, dei componenti della squadra, ma anche i sorrisi miei e della mia compagna di squadra. Io penso che non abbiamo mai riso e non siamo mai stati così felici di una gara come quella delle Olimpiadi, quindi è bello uscire da un'Olimpiade con il sorriso, nonostante il risultato, che certe volte non è così importante, dai, mettiamola in questo modo. Tanti sacrifici per arrivare alle Olimpiadi, non solo tecnici, diciamo, no? No, io ho fatto tanti sacrifici, soprattutto economici, Esatto. e di tempo, di impegno. Io sono una persona che si è allenata veramente 365 giorni quest'anno, l'anno scorso ormai, per poter fare questa Olimpiade. Non mi sono mai fermata, ho messo tutto quello che avevo da tutti i punti di vista, senza stare a elencarli di nuovo. E ho raggiunto il miglior risultato che potevo raggiungere in questo momento. Ora vediamo per le prossime Olimpiadi quelle che saranno le possibilità e quindi quelli che saranno gli obiettivi. Ecco, ma ci si potrà allenare a Cortina? Sì. Sì. Allora, Cortina è bellissima perché è veramente stata creata per poter dare una progressione didattica ai futuri atleti. Quindi avremo delle partenze differenti a seconda del livello dell'atleta, e poi avremo anche la possibilità di poterci allenare in periodi un po' meno invernali, nel senso che grazie alla capacità di isolamento che questa pista ha e gli è stata data, noi potremo allenarci anche a ottobre, novembre, senza dover andare necessariamente in Norvegia come facevamo nelle scorse stagioni, e anche a marzo, aprile, come abbiamo fatto 2 anni fa, potremo allenarci a Cortina. Questo vuol dire aumentare il tempo, aumentare la pratica, avere maggiore esperienza e quindi avere un miglior risultato. Cambia tutto. Tutto cambia completamente, tutta la situazione, e bisogna sfruttarla al 100%, quindi speriamo che chi si metterà a gestire questa pista sarà capace di sfruttarla al 100%, sia per noi atleti ma anche per il pubblico, perché comunque possiamo fare i taxi bob e tutte quelle esperienze di turismo che fanno all'estero e che in Italia ora potremo tornare a fare.